Buongiorno! In questa puntata ci troviamo a Macomer e stiamo per visitare il complesso nuragico di Tamuli. Siamo a 700 metri sul livello del mare, abbiamo il sole, il verde, un clima veramente fantastico per poter effettuare queste riprese. Seguiteci perché vedremo delle cose veramente eccezionali. Ma tutto questo dopo la Sigla! Ci avviciniamo ad una planimetria che ci farà da guida in questa visita. Sostanzialmente possiamo vedere che l'area archeologica di Tamuli è suddivisa in due grandi parti. La parte della vita, che comprende il nuraghe, Monutorre e delle capanne, e la parte della morte, dove vediamo appunto delle strutture che sono appunto suddivise da dei bettili, quindi parte della vita e parte della morte con delle tombe dei giganti. Quindi con questa suddivisione in mente andiamo a fare la visita. Bene, la prima cosa che si incontra visitando il sito sono i 6 bettili che sono molto rappresentativi di questa area archeologica. Ne abbiamo 3 femminili, come potete vedere, hanno le mammelle, quindi assolutamente non ci si può sbagliare su questa cosa. E poi accanto, oltre ai 3 femminili, ci sono anche i 3 maschili a simboleggiare l'unione, la necessità dell'unione fra maschile e femminile per poter appunto generare la vita. Vediamo che questi bettili sono appunto stati sistemati in una zona che appunto separa la vita con nuraghe e capanne e quella della morte, dove sono presenti le tombe. Questa è l'area del nuraghe ed è veramente molto singolare e particolare questo accostamento fra la roccia che qui vedete ed il nuraghe stesso. Sembrano quasi 2 fratelli sostanzialmente. Ora ci avviciniamo al nuraghe per poterlo osservare un pochino più da vicino. Ricordiamo che si tratta di un nuraghe che presenta un mastio centrale e 2 lobi laterali, quindi 2 torri accessorie. E un'altra grande particolarità è il fatto che attorno a questo nuraghe siano presenti delle capanne, come questa sostanzialmente, con pianta oblunga. Da qui possiamo ammirare la struttura di questo nuraghe. Immaginatevi appunto 2 torri laterali che recavano delle scalinate mediante le quali si poteva appunto accedere al mastio centrale. Veramente anche molto preziosa e suggestiva la presenza di questi alberi che lo rendono veramente unico. E intanto che ci siamo proviamo ad entrare all'interno
di una di queste capanne a sezione oblunga, che molto probabilmente venivano utilizzate per ricoverare il bestiame. Vi possiamo assicurare che semplicemente entrando qui la temperatura cambia notevolmente, quindi è veramente un riparo ben costruito e ben fatto. Ci troviamo ora nella parte delle capanne, le capanne circolari, e in questa zona venivano costruite in modo abbastanza particolare, perché oltre a quelle che erano costruite mediante dei muretti e poi chiuse con delle frasche, qui ne sono state ritrovate diverse che molto probabilmente erano proprio interamente costruite con delle pietre aggettanti e quindi totalmente in pietra. Ci soffermiamo un attimino su questa veramente molto particolare, che presenta questi due stipetti, questi due nicchie, all'interno delle quali probabilmente venivano appunto inseriti oggetti, vestiti piegati o tegami e quant'altro. Come potete vedere, questa area è abbastanza estesa e appunto contiene veramente tantissime capanne, tantissimi resti di questo tipo. Dopo aver visitato il nuraghe e le capanne, ora ci accingiamo a lasciare la parte fra virgolette dei vivi per addentrarci nella parte fra virgolette dei morti, e lo facciamo oltrepassando questa linea ideale che è marcata dai betili. Questa è una parte estremamente importante ed estremamente caratteristica di questo parco archeologico, perché possiamo appunto vedere i resti di ben 3 tombe dei giganti. Il 3 è un numero molto importante che torna su tantissimi concetti dell'epoca nuragica. Come dicevamo prima, qui abbiamo il betile femminile, il betile maschile, quindi il principio femminile e il principio maschile, più un terzo principio che è quello dell'universo, che viene creato dall'unione dei due. Avvicinandoci a questa prima tomba dei giganti possiamo ammirare la completezza della pianta, per cui sostanzialmente vediamo l'esedra con i suoi 2 bracci, e possiamo anche appunto sottolineare la presenza di questi sedili che appunto venivano utilizzati per poter effettuare dei riti. Abbiamo questo pezzo che è veramente importantissimo e che faceva parte della parte più alta della tomba dei giganti. Voi dovete immaginarvi questa tomba chiusa con delle pietre aggettanti verso l'alto e con una sorta di stele proprio qui davanti. Ci hanno fatto notare la presenza di questi 3 incavi, 1, 2 e 3, in cui originariamente erano posizionati 3 betili in questo senso, 1, 2 e 3. Uno rappresentava
il principio femminile, l'altro il principio maschile e nel mezzo ciò che l'unione fra i due portava, quindi la generazione dell'universo e della vita. Ci avviciniamo alla seconda delle 3 tombe presenti in questo complesso. Vi ricordiamo che è una situazione abbastanza rara quella di trovare in un solo sito ben 3 tombe. Ecco, questa che vedete è l'esedra ed ora ci avviciniamo alla parte centrale. Questa è appunto la zona del corridoio che presenta una particolarità. Si tratta di 7 enormi blocchi che costituiscono il fondo, quindi questa tomba presenta ancora la pavimentazione originaria. Vi invitiamo poi anche ad osservare la forma di questo grosso concio, i cui lati, come potete vedere, sono perfettamente squadrati perché stavano all'interno del corridoio, mentre questa parte è più bombata perché rimaneva all'esterno della tomba. Oltre alla seconda tomba ce n'è un'altra, la terza, che appunto deve ancora essere scavata e quindi attualmente non si presenta a noi con la classica forma a protometaurina, ma appunto speriamo che un giorno potrà mostrarsi anch'essa nella sua interezza. Presso questo complesso nuragico è presente anche un'aula didattica all'interno della quale è possibile ricevere tutta una serie di informazioni sia di carattere testuale ma soprattutto visivo. Perché vi dico soprattutto visivo? Perché ci sono anche delle ricostruzioni, insomma, come queste che potete vedere, che sono altamente suggestive. Come potete vedere è veramente molto impressionante la presenza, insomma, di questi 3 betili che appunto rappresentano i 3 elementi fondamentali, maschile, femminile e della vita, e la ricostruzione proprio del nuraghe. Delle ricostruzioni anche di alcune ceramiche che appunto sono state ritrovate. Insomma, come potete ben capire, poter anche toccare con mano, insomma, e poter vedere, diciamo, delle immagini sia come foto che come ricostruzioni in 3D aiuta veramente tantissimo la fantasia e la comprensione di ciò che in realtà in passato queste opere erano. Ringraziamo tantissimo il signor Graziano, la guida turistica che ci ha accompagnato e che troverete puntualmente qui quando appunto visiterete questo sito. Spesso e volentieri. Spesso e volentieri. Un sito che veramente merita tantissimo di essere visitato, per cui trovate in descrizione lungo il video anche i riferimenti per poter chiamare, per poter anche magari prenotare qualche visita e per raggiungere il sito.
Ci raccomandiamo di seguire i nostri canali YouTube, Facebook e Instagram, e da questa posizione veramente privilegiata in mezzo a questi bettili che sono il simbolo di questo parco archeologico vi salutiamo, vi ringraziamo e alla prossima. Arrivederci, ciao! Assolutamente, venite a trovarli, ciao!